Seconda corsa, premio Gelato di Romagna Cesena, ed è la seconda manche di questa terza semifinale del Tommaso Grassi World. Macchina in movimento, 1 Dobardaghi Sandro Miraglia, 2 Dinamico Surf Daniele Cuglini, 3 Ellington Treb Francesco Pettinari, 4 Il Diablo Carmine Piscuoglio, 5 Elena Col Santomollo, 6 Ecuador CR Emanuele Pistone, 7 Ergolest Edoardo Loccisano, 8 Dinox Vincenzo D'Alessandro, 9 Delistici Roberto Ruvolo, 10 Ermanno Jet Davide Cangiano. Autostart che inizia ad accelerare. Partiti. Sbagliato Dobardaghi. Il comando Dinamico Surf con il suo esterno Ellington Treb, poi il Diablo che cerca di contenere Elena Cole, in corda dalla seconda fila Ergolest. Sulla prima curva Ellington Treb è al comando nei confronti di Dinamico Surf, in terza posizione Elena Cole che precede il Diablo, poi Ergolest, quindi Delise TC. Al largo è rimasto suo malgrado Ecuador CR che precede Ermanno Jet, mentre sbaglia in coda Dobardaghi. Ellington Treb al comando, conclude i primi 400 metri in 29,6 da battistrada. In seconda posizione Dinamico Surf che precede Elena Cole, poi il Diablo. Un po' di schermaglie tattiche dietro tutto questo a vantaggio del battistrada Ellington Treb, che può controllare al comando, passa comunque in un buon 45,1 i primi 600 di corsa. Ellington Treb su Dinamico Surf, Elena Cole che sposta dalla terza posizione anticipando il Diablo, mentre galoppa Delise TC. Numero 9, Delise TC, Elena squalificato. Cole avanza allo scoperto, raggiunge Dinamico Surf e si porta al salchi di Ellington Treb. Quarta posizione c'è sempre il Diablo che precede Ergolest, chilometro in 1,15,1. Parziali svizzeri, quelli scanditi al comando da Francesco Pettinari, in salchi Ellington Treb. È arrivata al suo esterno Elena Cole che precede il Diablo, in corda sempre Dinamico Surf, poi Ergolest a 400 dalla conclusione, la frazione della retta di là in 14,3, 1,29,4 in 1.200. Accelera Ellington Treb che cerca di tenere a distanza gli avversari, viene in terza ruota il Diablo che prova ad aggirare Elena Cole, poi Dinamico Surf ancora chiuso in corda all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Ellington Treb vi entra in vantaggio nei confronti di Dinamico Surf e del Diablo che scatta al largo, è in vantaggio Ellington Treb, ci piova il Diablo, Ellington Treb fino in fondo, si difende dal Diablo e vince al terzo posto Dinamico Surf, 1,59,2, 1,14,3. Percorso di testa di Ellington Treb, Francesco Pettinari per il training di Aniello Vitagliano, colori della scuderia Limitless, figlio di Brillantissim, sfila al comando e mantiene andatura, si rende inavvicinabile per tutti i rivali, corre bene il Diablo che fa il secondo, al terzo c'è Dinamico Surf, ma il primo piano è tutto per Francesco Pettinari, in salchi ad Ellington Treb. Sono loro i vincitori di questa seconda manche della semifinale del Tommaso Grassi World.